numero di inserimenti che vengono ogni anno fatti al lavoro di persone con disabilità in Veneto è il più alto tra le regioni italiane, e questo sicuramente è un motivo di orgoglio per i centri per l'impiego, che operano in concreto attraverso due figure in particolare presenti all'interno di ciascuno degli oltre 40 centri per l'impiego presenti nel Veneto. Mi riferisco in particolare alla figura del case manager, cioè colui che incontra la parte dei lavoratori, per cui chi vede, incontra, dà consigli utili e accompagna nel percorso di avvicinamento al lavoro le persone con disabilità. Abbiamo poi creato un'altra figura specialistica che è presente in ogni centro per l'impiego, la figura dell'account manager, che è colui che incontra sistematicamente, quindi si specializza in quest'ambito, nell'altra faccia del mondo del lavoro e quindi delle imprese. Quindi abbiamo una figura dedicata anche a offrire consulenza alle imprese sul tema dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, che è un tema che necessitatamente riguarda tutte quelle imprese che hanno almeno 15 dipendenti all'interno del loro organico, e fortunatamente in Veneto il tessuto economico è vivace, imprese ce ne sono, la sensibilità c'è, va aumentando nel tempo, di pari passo si accompagnano strumenti di aiuto anche alle persone con disabilità ma anche alle imprese nel corrispondere all'obbligo loro normativamente imposto, ma con un approccio che non sia impositivo, ma quello di concludere e finalizzare un percorso di inserimento in maniera efficace per il lavoratore e anche per l'impresa. È una campagna che nasce fondamentalmente per portare a conoscenza, fare diffondere, emergere, conoscere tutte quelle iniziative che rientrano nel piano che annualmente Regione Veneto predispone, a partire dalle risorse raccolte sul Fondo regionale disabili. Negli anni passati si è riscontrato un utilizzo di queste risorse inferiori alle aspettative e quindi agli obiettivi che ci eravamo dati. L'idea che guida un po' questo tipo di iniziativa abili al lavoro è quella che una maggiore conoscenza di questi strumenti, soprattutto da parte del mondo dei datori di lavoro e delle imprese, possa da una parte consentire un maggiore utilizzo delle risorse che ci sono disponibili, sono a disposizione delle aziende, e dall'altra consenta alle stesse di dotarsi a costo zero o quasi di quella ricca serie di strumenti che in Veneto sono presenti, sono disponibili anche grazie alle risorse messe a disposizione da Regione Veneto, ma che in realtà sono il frutto di risorse che sono comunque raccolte dal mondo delle imprese attraverso gli strumenti principalmente dell'esonero. Per cui insomma è un intento divulgativo, diffusivo della conoscenza degli strumenti, per far sì che le imprese, conoscendoli tutti, li possano utilizzare tutti. Quindi un meccanismo di collocamento mirato che non riguarda solo le persone con disabilità ma anche le imprese. Ciascuna può trovare gli strumenti più utili per l'inserimento nel proprio contesto, quelli di cui sente maggiormente l'affinità o il bisogno, al fine di costruire, esattamente come si fa per le persone con disabilità, un percorso personalizzato sulle esigenze della persona con disabilità ma anche sulle esigenze della singola impresa, affinché il momento di inserimento della persona con disabilità sia un momento che riesca bene nei suoi risultati finali, ma anche senza attriti, sforzi o difficoltà particolari nello svolgimento del percorso.